Bene, buongiorno, buongiorno. Sto arrancando lungo un ghiaione infernale, ma per fortuna non sono solo. Guardate chi c'è con me. Ciao. Immagino tu li conosca già, ma se non fosse così ti invito immediatamente ad andare a fare una visita sui loro canali. Però, visto che sono magnanimo e ho voglia di fare una pausa su questo ghiaione infernale, si presenteranno loro, così tutti sapranno chi sono. Ciao, sono Matteo Peroni, ho un canale YouTube che tratta di vie ferrate, escursioni in montagna e oggi Dolomiti Friulane. E tu invece? Luca De Felice, canale Vivi Avventure con Luca, mi avete già visto un paio di volte insieme a Riccardo e insomma sono un romano trapiantato a Trieste che si diverte a fare questi ghiaioni sulle Dolomiti Friulane. Ecco, può sembrare una barzelletta in quanto c'è uno di Udine, uno di Roma Trieste e uno di Brescia, ma in realtà siamo serissimi. E quindi vabbè, qualcosa è già stato svelato qualcosa. Stiamo salendo verso il bivacco Marchi Granzotto, dove passeremo la notte, e poi il giorno dopo, domani, faremo un anello verso la Val Montanaia, il campanile. Passeremo il bivacco Perugini e poi scenderemo di nuovo al rifugio Pordenone. Io ho sbagliato strada comunque, sto andando su a caso. Noi ti seguiamo. No, ecco. Bon, quindi basta parlare, ci sentiamo su quando arriviamo a Forcella del Leone. A dopo. Bene, circa un'ora, no, anzi quasi 2 ore che saliamo, siamo arrivati a quota 1800 metri. Abbiamo abbandonato il ghiaione infernale e veramente nel giro di una decina, una ventina di metri, dai, lo scenario cambia completamente. C'è tipo una specie di, chiamiamola mini valle alpina, circondata dalle guglie dolomitiche, dove la vegetazione è completamente cambiata, non siamo più sulle rupi, quindi ci sono pini mughi, larici, che tra l'altro stanno cambiando colore, sono quasi dorati, manca ancora una punta di giallo, e poi c'è questa vegetazione bassa, ci saranno un po' di eriche e altre erbe, e sembra davvero di essere, cioè adesso è proprio il classico scenario dolomitico, un po' diverso rispetto a sotto dove eravamo, dove c'era una maggiore presenza di bosco, anche sia latifoglie che conifera, ma soprattutto c'erano questi sfasciumi, questi ghiaioni infiniti che ci hanno fatto faticare non poco. Che spettacolo! Siamo in Forcella del Leone. È stata abbastanza faticoso l'ultimo pezzo, ci eravamo illusi di aver superato il tratto più duro, in realtà alla fine la risalita attraverso il ghiaione qui dietro alle mie spalle non è poi così banale, però dai, alla fine diciamo che ne vale la pena. La Forcella è davvero molto stretta e anche da questa parte torna giù di brutto. Quindi adesso ci fermiamo un attimo, ci beviamo, facciamo un sorso d'acqua, poi ci buttiamo giù a capofitto verso questa discesa e dovremmo essere quasi arrivati ormai al bivacco. Bene, siamo arrivati al bivacco, abbiamo incontrato altri 2 ospiti e ci siamo già organizzati stasera per bere e mangiare tutti in compagnia. Adesso abbiamo già colonizzato il bivacco, ci siamo sistemati, adesso Luca qua si sistema il sacco a pelo
Matteo si sta facendo lo Jägertee e, e boh, adesso stiamo un po' qua, vediamo se raccattare un po' di legna, magari se riusciamo a accendere un fuocherello, qua c'è qualche postazione fuoco e boh, insomma, vediamo di passare un po' il tempo. Sono le 3, abbiamo un bel po' di tempo da passare qui, è freschetto, come vedi sono già guanti, piumino. Stanotte probabilmente arriveremo a 0, anche meno forse. Praticamente noi siamo scesi da questo sentiero e invece domani andremo di là, Forcella Monfalcon di Forni, poi scendiamo verso il rifugio Padova e poi giriamo per Forcella Montanaia. E dopo Forcella Montanaia arriveremo al campanile e torneremo giù verso il bivacco, il rifugio Pordenone. Ah, buono sto roba che Sì, è buono. È buono, sì, si fa bene. Sta distorta. Mamma. Ah, beh, stasera il riso caldo riscalda. Vabbè, dividiamolo davvero, dai. Ma il colore di là. Si compra le Sta bene? Bene, siamo dentro il bivacco, adesso pian pianino ci siamo tutti infilati dentro i vari sacchi pelo, facciamo un giro dei setup vari. Matteo, Poi tu come sei setup notte? sacco a pelo, maglia termica, mutande. Top. Io sacco a pelo 15 gradi, fuori ce n'è tipo 2, però siccome Marchi Granzotto è super fornito di coperte e per questo devo ringraziare il CAI di Pordenone, ho la mia coperta più altre 2 e più termica e pile, cuffietta in testa, quindi non dovrei avere grossi problemi. E Luca invece? Eccomi! Speriamo che si veda qualcosa. Sono nella versione Baco. Ok, quindi sacco a pelo invernale e Sto a coperta cappello anche invernale, sto caldissimo in piuma tu. Bene, e mi sembra di stare comodo come in un hotel a 8 stelle. perfetto. Ah, Benon, ci vediamo domani. Andy. sto caldissimo. Bene, colazione fatta, abbiamo sistemato tutta la nostra attrezzatura, adesso pian piano stiamo aspettando gli ultimi allestimenti dello zaino e ripartiamo verso Forcella Montanaia. Faremo 2 forcelle, poi scenderemo nella Val Montanaia, passeremo a fianco al campanile e torneremo al rifugio Pordenone. La notte è passata molto bene, alla fine io col mio setup sacco pelo più coperte sono stato benissimo, anzi avevo probabilmente più caldo di quando dormo a casa nel mio letto, quindi credo veramente di aver passato una delle notti più calde mai passate in bivacco. È vero che eravamo in tanti, quindi dentro il bivacco non faceva così freddo, ma lo stesso, nonostante il sacco a pelo leggero, tutto perfetto. Ci sono veramente tantissime coperte in questo bivacco, forse si può anche dormire addirittura senza sacco a pelo, quindi davvero devo proprio ringraziare il CAI di Pordenone per tutte le coperte che ha portato in questo bivacco. La notte deve aver fatto abbastanza freddo perché la mattina era tutto brinato, per cui deve essere andata intorno allo 0, anche forse un po' sotto. Poi noi ci siamo svegliati verso le 7, albeggiava, pian piano
qui tutta la cresta dietro di me, la cresta del leone qua dietro, si è tinta di rosso. Un'alba veramente molto bella. Ieri sera era nuvoloso, non abbiamo visto le stelle, però stamattina l'alba è stata davvero uno spettacolo. Ecco qua i compagni d'avventura, nuovi e vecchi. L'importante è seguirsi bene. Esatto. Abbiamo raggiunto la prima forcella della giornata, la forcella Monfalcone di Forni, che divide la valle Monfalcone di Forni, qui dietro alle mie spalle, con il vallone che porta giù al rifugio Padova. Si è aperta una vista incredibile sulle montagne bellunesi. Abbiamo in fila il Civetta, il Pelmo e l'Antelao. Oggi giornata spettacolare, si vedono perfettamente. Bene, adesso facciamo una discesa fino a incontrare il sentiero che ci porterà verso Forcella Montanaia e quindi la Valle Montanaia. I miei compagni di avventura hanno già attaccato il ghiaione che sale qui e si infila dentro quel buco che ci porterà a Forcella Montanaia. Io mi sono fermato un attimo, avevo un po' di fame, mi sono mangiato una barretta, adesso riparto anch'io. Saranno circa un 300 metri su ghiaione infernale, probabilmente il peggiore di tutti i 2 giorni. È abbastanza ripido, però insomma si fa tutto. Qui siamo scesi parecchio rispetto alla forcella dove eravamo prima, e questa è una conca estremamente fredda. Abbiamo iniziato a trovare anche un po' di verglas sui sassi, quindi bisogna prestare un po' di attenzione, ma veramente anche qui un ambiente spettacolare, e poi sempre con la vista adesso dell'Antelao, e si continua a vedere Pelmo Antelao, veramente una vista spettacolare. Allora Riccardo, com'è stata questa salita? Appagante. Vai, vai che va. Dopo questo bel ghiaione adesso stiamo scendendo verso il bivacco Perugini. Siamo arrivati alla Forcella Montanaia, abbiamo fatto il ghiaione che alla fine si è dimostrato molto interessante. Salita molto dura, probabilmente circa un 60% di pendenza, prima solo su ghiaia, poi misto ghiaia roccia con qualche tratto di leggera arrampicata in primo grado, tutto in ombra con un po' di neve anche. Sicuramente impegnativo, non per tutti, però appagante. Siamo arrivati in Forcella, adesso scendiamo al Perugini, ci fermiamo a mangiare una cosa e poi torniamo giù verso il Pordenone. A me funziona. Mamma, che poi sai. Bene, dopo una discesa per me eterna, l'ho sofferta tantissimo, probabilmente un po' la stanchezza del giorno precedente si è fatta un po' sentire, ecco che mi scaviglio pure. Quindi dopo questa discesa siamo tornati al rifugio Pordenone e adesso abbiamo 2 minuti e siamo alla macchina. Ti lascio tutte le informazioni sul giro sotto in descrizione, la traccia e poi magari anche qualche relazione, ma insomma sono luoghi molto frequentati, quindi si trova di tutto senza problemi. Ovviamente sotto in descrizione troverai anche i canali e i video sia di Luca che di Matteo, quindi ti invito a fare un giro anche sui loro vari profili social se non li conosci già. Bene, siamo tornati alla macchina tutti sani e salvi. Bel giro?
Contenti? Top. Top, bene. Consigliato quindi, chi ha una buona gamba, ma insomma in 2 giorni fattibile. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, alla prossima. Ciao! Ciao. Ciao!